acchiannò nuovamente sopra la seggia e cominciò a tagliare le carte settore per settore e a pigliare appunti. In capo a una mezz'orata risultò che il 60% delle strade di Vigata a un certo punto del loro tracciato si restringevano, ma quelle che lo facevano in modo quasi esagerato erano 3. Si segnò i nomi e passò alla seconda indicazione, quella che diceva che la strada diventa una ruota. Come poteva una via diventare una ruota? A meno che non voleva significare che lì c'era un capolinea d'autobus che avrebbe dovuto pigliare. Riconsiderò le 3 strade e di colpo s'adunò che una di esse, e precisamente la via Garibaldi, dopo essere si stringiuta verso la fine come i pantaluna che si portavano un tempo, andava a sbucare in una rotatoria. Ecco qual era la ruota di cui parlava la poesia. E fatta la rotatoria c'era una strada, via dei Mille, che acchianava verso la collina in dove ci stava a mezza costa il Camposanto e poi proseguiva attraversando i quartieri nuovi a nord del paese. La vivacciovata ne era sicuro. Tagliò il relogio, erano le 5:30. Perciò tempo ne aveva quanto ne voleva, ma s'antiò ricordandosi che la macchina gliel'avrebbero riconsegnata all'indomani mattina. Ma chi ci perdeva a provare? Montalbano sono. Vorrei sapere se la mia macchina tra una mezz'orata può venire a ritirarla. Chi era il santo protettore dei meccanici? Non lo sapeva e tanto per non sbagliare li ringraziò cumulativamente. Ne uscì dalla camera e disse a Catarella che andava via e che non sarebbe più tornato in serata. Ma domani a mattino torna, dottori. Tranquillo, Catarè, ci vediamo domani. Quello, se lui moriva, era capace di morire magari lui di malinconia, come capita a certi cani. E Livia sarebbe stata capace di morire di malinconia perché lui non c'era più? Vogliamo rivoltare la domanda? Tu, se Livia scomparisse, moriresti di malinconia, spionte patego Montalbano II? Preferì non rispondere. 3/4 d'ora appresso faceva la rotatoria e imboccava via dei Mille. Sorpassò il Camposanto e continuò ad acchianare tra duali di cimento, grigi falansteri a metà tra un carzaro messicano d'alta sorveglianza e un manicomio bunker per pazzi furiosi assassini, visto come l'incubo di un pazzo furioso e assassino. Quella veniva chiamata, va a sapere perché, edilizia popolare. Secondo sti geni dell'architettura, il popolo doveva abitare in case che appena infilavi la chiave nella porta e ci trasivi per la prima volta, i muri accominciavano a sbriciolarsi sotto ai tocchi come gli affreschi sotterranei quando ci arriva l'aria e la luce. Cammare niche, a così scurose, che doveva sempre tenere la luce elettrica addrumata, che ti pareva di essere in Alta Svezia. L'architetti erano arrinisciuti nella gigantesca impresa di scancellare macari il sole siciliano. Quando era Nico quali chi vota, suo zio l'aveva portato da un amico che aveva la campagna da quelle parti e lui quella strada, allora Trazzera, se la ricordava che era a mano dritta tutta un gran bosco di maestosi aulivi saraceni e a mano dritta una distesa di vigne a perdita d'occhio. E ora sfuggì. Cominciò a insultarli tutti, architetti, ingegneri, geometri, capomastri, muratori, con una raggia irrazionale, ma talmente forte che il sangue gli faceva battere le tempie. Ma perché me la piglio tanto? Si spiò. Certo, il guasto alla natura, la morte del gusto, la prevalenza dell'aido non solo ferivano, ma magari offendivano. Però era chiaro che una buona parte della sua arraggiatura era dovuta al fatto che a una certa età si diventa insofferente. Non teneva bene un'altra conferma che stava diventando vecchio. La strada continuava ad acchianare, ma ora dritta e a manca c'erano villette fortunatamente senza pretese, con tanticchia d'orto dalle parti di Darrè, in dove firriavano in libertà gaddrine e cani. Poi, tutto in semmola, le villette scomparsero. La strada procedeva tra due mura a sicco e fatti ancora un centinaio di metri, finiva. Montalbano fermò e scinnì. La strada però non era vero che finiva, era l'asfalto che non c'era più, perché da lì in avanti tornava ad essere l'antica trazzera di Navota, tutta discennuta fino a valle. Era arrivato proprio in cima e stetti tanticchi a godersi il paesaggio. Alle sue spalle il mare, davanti a lui il paese lontano di Gallotta, arroccato sopra un'altra collina, a mano dritta la dorsale di Monserrato che divideva il territorio di Vigata da quello di Montelusa.
rare le macchie di verde. Oramà la terra non la coltivava più nessuno, fatica e denaro persi. E ora, in dove doveva andare? Nel posto in cui si trovava, proprio in cima, non solo non c'era una casa, ma non passava manco anima criata. Percorrila tutta e infine vedrai un posto che ti è familiare. Ma così faceva la poesia. E lui le aveva seguite le sue indicazioni. La strada l'aveva percorsa tutta, solo che lì non c'era niente di familiare. Che scherzo era! A una decina di metri dalla strada ci stava una baracca di legno, di un 3 metri per 3. Malannata, pariva abbandonata e di certo non gli era familiare. Comunque, era l'unico luogo in dove avrebbe potuto avere qualche informazioni. Non era un viottolo vero e proprio quello che portava alla baracca, ma una pista appena segnata dal passaggio dell'uomo. Per scoprirla uno doveva tagliare il terreno con attenzione, segno che non ci camminavano spesso. Seguendola, il commissario s'attrovò davanti alla porta chiusa. Doppiò, nessuno rispondeva. Appoggiò l'orecchio al legno tra una tavola e l'altra e non si sentì la minima rumorata. No, oramai ne era certo, la baracca era disabitata. E ora che faceva? Sfunnava la porta o si ritornava a re avendo fatto quel viaggio a Matola? E facemo 31, si disse. Annò nella macchina, pigliò una chiave inglese e tornò. Dato che la porta non combaciava più con lo stipite, ci infilò in mezzo la chiave e fece leva. Il legno era fracico e al terzo tentativo si spaccò. Abbastarono due pedate e la toppa cadì all'interno. Montalbano rapì la porta e ciasì. Non c'era un mobile, una seggia, uno sgabello, niente. Ma il commissario era restato paralizzato, a bocca aperta, la gola di colpo secca, mentre un sudore freddo la s'ammarava. Che non c'era un centimetro delle pareti che non fosse comigliato da fotografie Ecco il motivo per cui nella poesia gli si diceva che il posto gli sarebbe stato familiare.